Fabio Turchetto, presidente dell'azienda Trasporti Veneto Orientale ATVO. Dunque, accordo raggiunto con RFI per il nuovo terminal dei bus e naturalmente della ferrovia. Ecco, esattamente in cosa consiste questo accordo, Presidente? Allora, è un vecchissimo accordo che credo risalga a più di 10 anni fa, saranno anche forse 15 gli anni in cui questa cosa era stata pensata. Nell'accordo inizialmente i soggetti erano 3, RFI, ATVO, Regione Veneto, adesso invece c'è solamente RFI e ATVO. I termini dell'accordo sono molto semplici, ATVO interviene in questo accordo per totali 475.000 euro, RFI invece interviene in questo accordo per totali 1.300.000 euro. Entro gennaio 2021 la gara dovrebbe essere pubblicata per poi iniziare i lavori entro settembre 2021. L'accordo in questione fa parte dell'accordo più generale che si chiama, conosciuto direi da tutte le persone, come bando periferia. Ecco, questo è un altro tassello che ATVO mette nella sua visione lungimirante di progettazione e che tra l'altro prevede anche un interscambio tra i trasporti via gomma e i trasporti via ferro. No, è fondamentale l'interscambio trasporti gomma-ferro. Adesso speriamo che si inneschi anche la nuova visione della mobilità, che è la mobilità green, perché una volta fatto il trasporto ferro-gomma nella stessa zona, nello stesso ambito, io vedo per esempio nell'autostazione di Portogruaro, vista anche la grandezza del piazzale, eccetera, eccetera, ci sarebbe possibilità anche di avere un interscambio, magari qui parleremo con il comune di Portogruaro per i bike, anche per l'eventuale ricariche di macchine elettriche, eccetera. Io credo che l'idea dell'interscambio e del nodo della mobilità tutto in un unico punto sia fondamentale. E quindi noi proseguiamo su questa strada. Il prossimo passo che faremo sarà l'inizio dell'operazione bando periferie a San Donà di Piave, meglio conosciuta come Porta Nord. Anche lì ci sarà questo tipo di interscambio tra Ferrovie dello Stato e ATVO. Comunque, nonostante il momento difficile dal punto di vista finanziario e oltre che sanitario, ATVO vuole mantenere assolutamente gli impegni presi verso il territorio e gli impegni presi con le altre società impegnate in questo tipo di sviluppo.